già da bambini, dei bambini molto più sviluppati come speravo che fossero più persone all'arrivo, quindi già che siamo, iniziamo. Allora, cari amici, cari amiche, buonasera, benvenuti a questo incontro. Vi presento un personaggio di grande scrupolosità analitica nei fatti quotidiani, Gianni Benedetti. Avete qualcuno? Sì. Chi arriva? Oh, carissimo, ciao. Bene, bene. Allora, Gianni Benedetti prende, diciamo, atto di fatti quotidiani e dietro all'ordine di importanza li analizza e alla luce degli scritti Bahá'í modella un pensiero e un trattato e lo lascia a disposizione degli interessati. A differenza di Salvadaggio, Vittorio Sgarbi, Claudio Macris, lui i suoi scritti lo lascia gratuitamente alla portata di interessati. E questo è un aiuto generoso da parte sua per coloro che sono interessati a conoscere delle realtà che può servire, conoscendolo, a migliorare la qualità della vita, sia per la famiglia, sia per l'ambiente di lavoro, sia per i ragazzi giovani, i loro figli e così via. Gianni è da molto tempo Bahá'í e ha sposato anche una donna Bahá'í di grande cultura e insieme hanno creato una bellissima famiglia. È papà di 5 figli. Quindi tutto quello che è frutto della sua esperienza spirituale attraverso la lettura degli scritti di Baha'u'llah ha messo in cantiere. Quindi questi 5 figli hanno una identità completamente diversa da quelli che sono loro coetanei che frequentano nelle scuole e così via. E questo è una prova lampante che gli scritti Bahá'í a livello sia educativo che sia spirituale danno un modo equilibrato alle persone che prendono in esame questi insegnamenti. E Baha'u'llah naturalmente ha portato tutti questi perché prevedeva che questa società è una società transitoria e sta andando verso un decadimento totale e che tutto quello che sta avvenendo oggi è una conferma della necessità delle cose che Baha'u'llah 171 anni fa ha rivelato. Bene, adesso io lascio la parola a Gianni e quindi ascoltiamo e approfittiamo della sua esperienza, ciò che ha rivelato anche in questi testi. Qua per esempio è un testo interessante che lui ha scritto, cioè la società attuale è una società moderna di fragile civiltà e produce delle cose che come moda potranno influenzare direttamente o indirettamente le persone a modificare le loro attitudini. E questo potrebbe essere una guida a chi che non sa che pesce pigliare per essere nella diciamo, carriera giusta e essere guidato da buon senso e avere una tranquillità di servire se stesso, la famiglia e la società per cui lavora. Gianni, a te la parola. Oh mamma mia, io non è che sono uno specialista, non sono un medico, non sono uno scienziato. Mi raccomando solo una cosa. Che la tua Ma forse, non so se si sente. Ma fino in fondo si sente. Lui non sente. Devi accendere di nuovo. Qui? Sì, c'è il bottone in alto a sinistra.
non sono uno specialista, però sono una persona che ha cercato un po' di indagare, come diceva Massimo, un po' tutti questi aspetti che riguardano l'uomo, perché alla fine anche questa sera parleremo sì un po' di droga, un po' di alcol, un po' di cervello, ma essenzialmente tutte queste cose sono riferite all'uomo, perché non possiamo guardare solamente alcuni alberi non guardando tutta la foresta. L'importante è sempre tenere presente di che cosa stiamo parlando. Già gli antichi greci dicevano che è importante che l'uomo conosca se stesso, no? L'avevano scritto anche Scusami Gianni, lo spegnerei perché sì, mi dà fastidio sì, e lo zio sovrasta. Si sente. Diciamo che poi ti sovrasta poi dopo. Facciamo a meno. Ho previsto di fare anche delle diapositive, era per la prima volta che usavo un PowerPoint, ma purtroppo non è possibile, faremo senza. Come dicevo, si tratta un po' di vedere l'uomo nel suo insieme, di capire un pochettino questa nostra realtà. Nella prima diapositiva che avevo intenzione di proiettare avevo messo una frase di Baudelaire che dice: considera l'uomo una miniera ricca di gemme di inestimabile valore, soltanto l'educazione può rivelarne i tesori e permettere all'umanità di goderne. Ecco, questo aspetto dell'educazione coinvolge una base che è la base biologica dell'uomo, che è appunto il sistema nervoso centrale. E quindi questo sistema è qualcosa che si è evoluto nel tempo, si è evoluto nei secoli. Noi siamo qua dapprima come ominidi e poi come Homo sapiens, come ominidi da qualche milione di anni e come Homo sapiens da quasi 700.000 anni, quindi è un qualcosa che è cambiato anche strutturalmente in tutti questi anni. Vediamo proprio anche come la figura dell'uomo sia cambiata nel tempo. Oppure se c'è nel scrittivaio, ad esempio, c'è questo concetto che l'uomo è sempre stato uomo. Quindi questo concetto di evoluzione non è il concetto darwiniano che noi deriviamo dalla scimmia. Noi assomigliavamo alla scimmia, però siamo sempre stati uomini, anche quando eravamo con delle forme molto, molto diverse da quelle che abbiamo ora. Però è interessante vedere questo uomo, vederlo nella sua globalità, nella sua totalità. Ad esempio, quando nel secolo scorso ho scoperto un libricino che si intitola La scimmia vestita e che riporta documentazione di 47 casi di bambini allevati da degli animali. Una cosa abbastanza risaputa, però dopo tante volte ci si dimentica di riportarla un pochettino all'attenzione. Questi 47 casi di bambini documentati, soprattutto nel 700 e nell'800, allevati da degli animali, ci sono 13 casi di bambini allevati da dei lupi, da una gazzella, da un orso, da un maiale, vari casi. Comunque la cosa interessante di questi bambini allevati da degli animali è che sono stati ritrovati dopo in età, non so, 12, 13 anni, 14 anni, 15, cosa avevano? Si comportavano esattamente come l'animale dal quale erano stati allevati. Quindi vuol dire che noi siamo quello che siamo solamente proprio grazie all'educazione che dicevamo prima. Quindi tutta questa evoluzione è avvenuta nel tempo e per quale motivo? Noi abbiamo bisogno di tutto questo tempo. Mi viene in mente quello che mi ha detto una sera un mio amico ingegnere, che qui si
essendo ingegnere, riesco a capire benissimo che se mettevo all'uomo una pila atomica gli risolvevo i problemi e tutto, non aveva bisogno di soffrire, di fare tutte queste cose qua. Per un attimo devo dire che mi ha lasciato un po' perplesso, no? Però effettivamente saremmo stati, non saremmo stati degli uomini, saremmo stati dei robot. E quindi l'importanza del libero arbitrio, l'importanza dello sperimentare la vita è qualcosa che ci fa crescere, ci fa diventare consapevoli, ci fa responsabili delle nostre scelte e quindi è una cosa fondamentale. Da un punto di vista della... Scusate, ma mi rifaccio un po' alla presentazione che avevo. Da un punto di vista della comprensione di come l'uomo deriva questa sua comprensione interiore, secondo alcuni scienziati, siccome si è visto studiando il sistema nervoso centrale, che è una macchina così complessa, che è una cosa così, che tuttora adesso molti scienziati pensano che quando a un bel momento la materia raggiunge un determinato grado di complessità si accende la mente. E questo tipo di scienziati così li possiamo mettere sotto la categoria di monisti, che pensano che praticamente tutto deriva dalla materia e che la mente non è che un processo fisico. C'è un'altra linea di pensiero, che anche questa è abbastanza antica, sempre anche dai tempi di Platone indietro, praticamente sono i dualisti, che invece pensano che ci sia anche una parte supersensibile che è indipendente dalla corporeità e che è la nostra mente. Per quel che riguarda il sistema nervoso centrale, le cose sono cambiate a partire dal 1950, quando è stato scoperto il microscopio elettronico. Il microscopio elettronico praticamente si è cominciato a entrare un pochettino in quelli che sono i meccanismi del funzionamento del sistema nervoso centrale. Il cervello alla nascita ha circa 100 miliardi di neuroni che cominciano a stabilire delle relazioni tra di loro e sviluppano queste relazioni essenzialmente in una maniera consistente fino ai 20-25 anni. Poi migliorano essenzialmente la loro funzionalità. Allora, questa complessità del sistema nervoso centrale, ad esempio si dice che se noi potessimo mettere in fila i neuroni, uno in fila all'altro, questi 100 miliardi di neuroni, coprirebbero una distanza che va dalla Terra fino alla Luna. Quindi è una cosa enorme che abbiamo in testa. Forse è meglio che lascio perdere. I neuroni praticamente, questi 100 miliardi di neuroni, essenzialmente hanno una strada principale di collegamento che viene chiamata assone, che può essere lungo anche un metro abbondante, e poi ha tutta una serie di ramificazioni che si chiamano dendriti. L'assone essenzialmente è uno, però ha circa 20.000 dendriti che poi vanno a collegarsi con tutti gli altri